return of the space cowboy into planetary goodbye song. Say you're the space of Jiba, oh you and I go deeper. Maybe I have to get high to get by. This is the return of the space cowboy into planetary goodbye song. Say you're the space of Jiba. Maestro Stefano Mainetti, grazie e benvenuto a Ci Vediamo a Via Veneto. Grazie a voi per l'ospitalità. C'è un po' di emozione, un po' per l'ambiente che è storico, un po' per lei perché insomma è uno dei più grandi compositori e direttori d'orchestra in Italia e ha composto svariate, tantissime colonne sonore per i film. Lei insegna, è docente di composizione per la musica applicata alle immagini al Conservatorio di Santa Cecilia, è tra i fondatori dell'Associazione Compositori di Musica per i Film. Ecco, a quale colonna sonora è rimasto particolarmente legato? Ma questo è come chiedere al bambino se vuole più bene a mamma o a papà. Non si può, immaginare. Non si può, normalmente è l'ultima, ma non è per salvarsi dalla domanda incolta, è perché rimane sempre uno spirito d'avventura per mettersi in gara, per mettersi in gioco e cercare di fare sempre qualcosa di diverso, di fare sempre meglio. Quindi l'ultimo progetto è quello al quale sono sempre più affezionato, anche perché mi piace cambiare genere, quindi insomma spazio un po' Lei è, tra i vari generi. essendo docente a Santa Cecilia, spiegherà quali sono un po' le fasi, no? Per iniziare a comporre e quindi associare la musica alle immagini. Se dovesse ecco, essere davanti a una sua studentessa, come spiegherebbe questa pratica? La prima cosa, bisogna avere la passione per il cinema, la passione per il teatro, la passione anche per la televisione, comunque per questa forma di spettacolo che unisce varie forme d'arte. La recitazione, l'arte scenica, la sceneggiatura, la fotografia e la musica. Tutte queste insieme di componenti ovviamente portano al risultato finale che è il film o la commedia, poi che sia cinema, che sia televisione, che sia teatro, poco importa. L'importante è capire che ci si rivolge ad un pubblico che è l'utente finale e che quindi questo pubblico va stimolato da un punto di vista multisensoriale, cioè non deve solo guardare, non deve solo sentire, ma soprattutto si deve emozionare. E quindi la musica è una delle componenti insieme alle altre, lavorando un lavoro d'equipe, quello della musica da film, la musica applicata, deve essere una delle componenti e deve soprattutto emozionare e guidare, portare per mano lo spettatore attraverso quelli che sono i desiderata dei sceneggiatori, soprattutto del regista. A proposito di musica... Quindi la passione, per rispondere alla tua domanda, per approcciarsi a questo lavoro occorre passione. E mi fa piacere saperlo perché è sempre, credo che sia sempre quel motore, insomma quella spinta che fa arrivare poi ovunque si desidera. Che cos'è Rendering Revolution? Rendering Revolution è un progetto un po' particolare che prende le mosse da una considerazione. Io mi sono sempre chiesto perché non si potesse utilizzare lo spazio all'interno della musica. Mi spiego meglio. Normalmente la musica utilizza il tempo come dimensione, c'è bisogno di un inizio, di uno sviluppo e di una fine. Le arti plastiche invece, la pittura e la scultura, utilizzano lo spazio. Non abbiamo bisogno di tempo per capire quanto è bello un quadro piuttosto che una scultura o una costruzione architettonica. Abbiamo bisogno di spazio. Nella musica mi chiedevo, non c'è possibilità di utilizzare oltre al tempo anche la dimensione spaziale? È già questo un pensiero laterale. È un pensiero laterale che mi era venuto da qualche tempo e proprio a Santa Cecilia qualche anno fa ho sviluppato insieme al maestro Gabrielli questo progetto che si intitola Rendering Revolution ed è sostanzialmente un'unione di diverse forme d'arte, pittura, danza, visual arts e musica, progetto a base musicale ovviamente, dove lo spettatore si muove all'interno di uno spazio dato e con il suo movimento cambia la percezione della partitura. Quindi la musica, la partitura che ovviamente ho scritto io, cambia a seconda della posizione che lo spettatore occupa nello spazio, in questo spazio dato. Per cui lo spettatore non è un passivo e sta lì e ascolta e osserva e basta, partecipa assolutamente, in parte attiva perché si muove e con il suo movimento influenza e cambia la percezione della partitura che ascolta.
questo grazie a una serie di Interessante, meccanismi. se non che è avanguardistico. Beh, insomma, un progetto sperimentale, comunque ha avuto dei riconoscimenti che mi hanno onorato anche proprio dal Conservatorio di Santa Cecilia, e adesso stiamo cercando di realizzarlo in uno spazio reale. Al momento è virtuale come realizzazione, stiamo cercando di portarlo in uno spazio che si chiama FAD, ed è uno spazio museale che sta in Spagna, a Barcellona, dove vorremmo cercare di realizzarlo Quindi in uno partire da spazio lì. reale. Siamo già lì, abbiamo avuto tutte le approvazioni del FAD, di questo fantastico Questa è una museo. notizia, come si Sì, dice. sì, e stiamo cercando adesso di realizzarlo in forma concreta. Abbiamo la Ai ragazzi disponibilità. piace, insomma. Ai ragazzi piace molto, devo dire, chi l'ha visto il progetto anche ripeto in forma virtuale, per come l'abbiamo presentata al Maxi a Roma, al Museo d'Arte Moderna a Roma qualche tempo fa, e devo dire che ha avuto, nonostante non me l'aspettassi, una buona accoglienza da tutti, dai bambini alle persone anche ai non musicisti. Io mi aspettavo un interesse da parte della critica musicale, perché comunque è un progetto un po' particolare. Quello che non mi aspettavo invece era la partecipazione delle persone che non sono necessariamente legate al mio mondo, no? Invece ho visto che è una lì cosa che talmente... uno capisce se... Sì, insomma, devo dire che per il momento, in attesa di una realizzazione fattiva proprio in Spagna, sono molto contento di per come riempire uno sta andando. spazio. Sì, esatto. Mi ha colpito di lei la sua struttura Fisica, culturale, oltre che simpatia, la sua strutturazione, insomma. E uno dei maggiori poeti del Novecento, Giorgio Caproni, insomma è stato il suo maestro. Ero curiosa di sapere che cosa le ha lasciato. Mi ha lasciato molto, e soprattutto io me ne sono reso conto dopo, perché io ho avuto la fortuna per 5 anni di aver avuto il maestro elementare, uno dei più grandi poeti del Novecento, che insomma era come avere avuto Montale, insomma, come Eugenio Montale, Giorgio Caproni. Siamo lì, insomma, come influenza sulla poesia, sulla poetica italiana. Io non capivo perché i miei genitori mi dessero di volta in volta libri da firmare, articoli. Chiaramente ero un bambino dai 6 ai 10 anni, e invece e poi c'era questo insegnamento assolutamente non convenzionale, per cui noi, per esempio, lo dico sempre questa cosa qui, al posto dell'albero di Natale avevamo il plastico dei trenini, che poi rimaneva tutto l'anno perché occupava gran parte dell'aula, e tutti venivano a vedere questo trenino. Per noi era assolutamente normale, e Caproni aveva avuto il buon cuore poi di affidare a ognuno di noi un compito. C'era chi era a capo dell'ufficio delle poste delle ferrovie, chi era a capo della polizia delle ferrovie, chi era macchinista, e quindi ci inseriva in un contesto che sembrava solo giocoso, anche già in una struttura sociale, immettendoci in maniera totalmente non convenzionale nel mondo del lavoro, se vuoi. Questo lo portò anche ad avere ci sono dei testi che lo citano, degli incidenti simpatici con i direttori che di volta in volta non capivano questo suo insegnamento ed erano preoccupatissimi, ogni tanto lo riprendevano, e lui citava spesso queste cose. Devo dire, ripeto, che io anni dopo ho capito quanto fosse stato importante, perché lui era violinista ed era compositore. Non venendo io da una famiglia di musicisti, tutti si dice: ma perché hai scelto di fare il musicista? Io non lo so che a 8 anni ho cominciato a studiare musica seriamente, chitarra classica, poi dopo composizione, pianoforte, eccetera, però probabilmente l'input è venuto proprio da questi stimoli che noi abbiamo avuto in quell'età così formativa, dai 6 ai 10 anni, e per 5 anni ho avuto questa grande figura di riferimento che evidentemente ha avuto una grande influenza su poi il mio percorso futuro. Evidentemente sapeva toccare determinate corde. Sì, e lo faceva con passione. E lei, maestro, è un direttore d'orchestra, quindi sa di cosa sta parlando. Come direttore d'orchestra, la mia curiosità è: come riesce a capire quando si trova di fronte ad un talento? E mi viene in mente... Ora, insomma, ci sono molti ragazzi che sono tornati a vedere Whiplash, che è un film, non so se l'ha visto, del 2014, dove c'è praticamente questo direttore d'orchestra che con modi un po' alquanto forti porta quasi all'esasperazione questi ragazzi per tirare fuori il massimo del talento.
E poi uno di questi ragazzi dà una lezione praticamente al suo direttore d'orchestra dicendo: non c'è bisogno di arrivare a questo punto, però grazie per aver tirato fuori tutto questo. In soldoni è la sintesi di questo film. Lei, come direttore d'orchestra, come si rapporta e come riconosce un talento? Ma intanto io sono direttore d'orchestra e faccio questo lavoro relativamente alle mie musiche, Certo. quindi alle mie composizioni, che è una cosa diversa. Diversa. Un conto è approcciarsi ad un'orchestra quando tu vai a eseguire partiture che sono in Certo. repertorio e quindi l'orchestra già le conosce. È ovvio che arriva già È preparata e uno si immagina il direttore d'orchestra mezzo tight, l'orchestra tutti vestiti bene, tutto qua. Quando noi che facciamo questo lavoro registriamo con l'orchestra, arriviamo con partiture Già che fatte. nessuno conosce, non sono di repertorio, Certo. appena scritte da noi, da me nella fattispecie, e quindi l'orchestra le vede e c'è la famosa prima vista, ma siamo tutti in maglietta, camicia, voglio dire, con un'orchestra anche molto grandi, Non però voglio dire, convenzionale. c'è un rapporto differente, non c'è il pubblico, ma sei in sala di registrazione, c'è una regia, c'è un ingegnere del suono, ci sono i microfonisti, i tecnici e quant'altro. interessante. Però è molto interessante, però è un aspetto completamente diverso. Io ho sempre diretto cose mie, non faccio diretto, poche volte ho diretto pubblicamente in concerti, il più delle volte lo faccio per eseguire musica mia. Ciò non toglie che la domanda che tu mi facevi ha un senso comunque, cioè come ti rapporti con i musicisti. Fondamentale da dire che cos'è, per come la vedo io, la direzione d'orchestra è una regia musicale, perché il musicista la musica ce l'ha davanti, non è che tu gli Certo. cambi le note durante la direzione. Quindi voglio dire, tu alla stessa maniera come un attore ha davanti una sceneggiatura Quindi, già o scritta, i ripetere, dialoghi sono scritti. certo. Solo che se tu lasci un attore senza regia, legge come dice lui, Certo. ogni attore darà la sua interpretazione, alla fine mancherà una coesione E un'armonia, e giusto? un'armonia, una linea di base. Quindi tutto ciò che concerne, al di là delle note scritte, della gogica, cioè di tutte le piccole cose che sono scritte al di là delle note, è attraverso il pensiero e l'interpretazione di quella partitura che il direttore dà. Quindi i grandi direttori poi hanno una forte personalità che, come dicevi tu, si può esprimere magari con grande Certo. veemenza o anche con grande dolcezza, Certo. questo dipende dal carattere. Però sicuramente alla fine c'è quello di portare a casa una partitura con una coerenza interna che dipende proprio dal pensiero del direttore e di quale lettura ha voluto dare di quella stessa partitura. Per cui se tu certo. ascolti una nona fatta da Giulini piuttosto che da Karajan, Chiaro. chiaramente sono diverse, e pur essendo le note le stesse. Ai giovani che vogliono approcciare al suo lavoro di autore di colonne sonore, che cosa consiglia? Ma io, dunque, ci sono delle considerazioni di base da fare. Intanto parliamo di Italia. Quando io ho cominciato a fare questo lavoro si producevano circa 400 film l'anno in Italia. Adesso se ne producono molto meno, circa 10 volte meno, quindi sono diminuite tantissimo le produzioni. E più c'era un'attenzione per la colonna sonora che allo stato attuale è un pochino diverso, diciamo così. Peraltro questo è un problema relativo al nostro paese. All'estero sono aumentate tantissimo invece le produzioni, soprattutto per quanto riguarda piattaforme streaming, le vari Netflix, e vari Amazon, Prime, Amazon. Se noi vediamo, voglio dire, una volta noi per vedere un film dovevamo Sì, è aspettare vero. una settimana per vederne un altro. Oggi ci sono, No. accendendo la televisione, poi fra migliaia di titoli puoi scegliere. Non sempre è un bene, perché questo spesso va a scapito della qualità, però sicuramente si possono trovare delle ottime cose, Ci sono e quindi molte occasioni. e ci sono anche molte occasioni, più all'estero se vuoi che non in Italia. Che cosa consiglio? Torniamo al discorso di prima. Soprattutto, intanto in Italia non c'è, al di là della scuola, che proprio questo poi è il mio lavoro attualmente, cioè insegnare ai certo. ragazzi che cos'è il mio lavoro, ma al di là della scuola poi il contatto con il mondo professionale, non c'è un iter come potrebbe essere previsto per chi vuole fare il direttore di banca piuttosto che il medico, dove ci sono dei passi ben definiti o dei concorsi da superare. Per diventare compositore di colonne sonore, che sia cinema, teatro e televisione, in Italia
devi frequentare quell'ambiente fin da studente, devi andare a vedere i festival dei corsi, devi frequentare i cinema d'essè, devi Quindi andare ai assaporare, festival, respirare quell'aria. ma soprattutto esserne appassionato. Cioè non ti nascondo che a volte arrivano delle persone che mi chiedono voglio fare musica da film, voglio fare musica da film, gli faccio 2 o 3 domande, non hanno visto film. Voglio dire, la musica da film non può prescindere dalla visione. Cioè è un lavoro d'equipe, comunque richiede un grande rispetto e un lavoro di concerto con altre figure che sono autori. Chi è l'autore del film? L'autore del film sono il regista, lo sceneggiatore, l'autore del soggetto e il musicista. Questi 4 firmano, ma è un lavoro che si fa di concerto. Nella migliore delle ipotesi tu lavorerai in fase di sceneggiatura con delle persone fianco a fianco ad ottenere fino al raggiungimento e l'ottenimento di un risultato che sia auspicabilmente superiore alla somma delle parti. Cioè se io ho una scena bella, muta, che vale 7, ho una musica bella, senza scena, che vale 7, le metti insieme e funzionano, non fanno 14 ma fanno 100, perché stranamente si innesca un meccanismo di interazione, di un effetto volano che innesca uno via l'altro, per cui vedendo quella scena con quella musica funzionano tutte e 2 meglio di come funzionano singolarmente. Quindi ottenere questo prevede però che si lavori con grande rispetto insieme, un grosso lavoro, e soprattutto la considerazione che è un lavoro come si poteva affrontare un tempo il melodramma, cioè l'opera. Che cosa facevano i nostri camerata dei Bardi a Firenze nel Cinquecento? Cioè l'idea era quella di mettere insieme varie forme d'arte, cosa che non era stata fatta prima, se non qualche accenno nel teatro greco, ma dicevano vabbè, noi abbiamo i concerti da una parte, la recitazione dall'altra, si misero insieme chi erano Peri, Caccini, Le Cavalieri, Bardi, dissero proviamo a inventare una formula di spettacolo che metta insieme un libretto, cioè la sceneggiatura, con della musica, la recitazione, l'arte scenica e tutte le varie macchine che abbiamo a disposizione, e nasce il recitar cantando. Ma prima non c'era, questa è invenzione poi nostra italiana, Rinascimento fiorentino, 500 e poi 600 per le prime rappresentazioni, no? Ma la stessa cosa se tu la riporti ai giorni nostri, con ovviamente le dovute differenze, non è recitare cantando, ma sicuramente il cinema, la televisione e il teatro sono una forma complessa di unione di diverse forme d'arte che servono a comunicare allo spettatore una forma di rappresentazione che lo solleciti, lo stimoli sul piano multisensoriale, quindi non solo musica, non solo recitazione, non solo scene, ma un insieme di cose che ti avvolga. Ti posso anche dire che credo che la tecnologia, ne parlavamo prima di cominciare questa intervista, di come la tecnologia possa influenzare il nostro lavoro, il nostro tempo, anche il tuo, no? Ma in questo senso, se tu pensi, la tecnologia può aiutare tantissimo anche il nostro lavoro, perché una volta, quando facevi colonne sonore, tu avevi al cinema il bianco e nero e l'altoparlante mono. Adesso poi è diventato stereo, poi è diventato Dolby Surround, poi TJX, poi adesso Dolby Odyssey, per cui lo spettatore è stimolato in maniera estremamente complessa, poi l'alta definizione, poi il 4K, adesso l'8K, quindi la tecnologia non è vista solo come una limitazione, a volte come anche nell'uso stesso dell'elettronica fatta nella musica. Qui potremmo aprire un altro discorso. Ci sono delle cose, utilizzarla nel migliore dei modi. Ci sono delle cose bellissime che quindi io credo molto innanzitutto nella scienza e nella tecnologia, soprattutto in questo periodo, perché c'è chi si chiude. Io sono assolutamente abbiamo avuto varie grato, interviste, che ne so, insomma. No, io sono felice di essere nato in un periodo storico che non ha precedenti nella storia dell'uomo, neanche nella rivoluzione industriale, ma dalla scoperta della ruota ad oggi, questi dal 1905, che è la scoperta della teoria della relatività di Einstein, la relatività ristretta, fino a oggi sono 100-120 anni con una crescita esponenziale della scienza, della tecnologia, della medicina, dell'ingegneria, della genetica, e noi non ce ne rendiamo perché siamo dentro, ma è uno sviluppo esponenziale che ci coinvolge.
Per tornare al mio lavoro ci sono anche ovviamente delle implicazioni estremamente interessanti e a molti livelli dove la tecnologia sono delle interviene. occasioni poi alla fine, insomma, si Assolutamente presentano sì. come delle Sì, ma occasioni. io vivo sempre con una nota positiva, lo vedo sempre come un'occasione, poi sempre pronto magari a ricredermi, però sempre pronto a recepire le nuove opportunità. Anche questo perché sì. la chiusura non porta da nessuna parte. No, anche questo che mi dicevi, la vostra piattaforma e come vi presentate con questa vostra trasmissione, che ringrazio e colgo l'occasione per grazie a lei, ringraziare te e maestro, tutti i tuoi collaboratori, è un'opportunità, come giustamente dicevamo prima, che si pone all'interno di un contesto internet, leggi Certo, internet, per che ha i suoi limiti, ha i suoi pregi e i suoi difetti, però è un'arma potentissima che, sfruttata e utilizzata nella giusta maniera, può portare a dei grandi Mi ha risultati. tolto le parole di bocca. Roma, se dovesse una colonna sonora per la Roma attuale. Piena di buche, non so. No, intanto sono contento di essere qui all'Harris Bar e mi fa molto piacere perché mi ricorda quando ero ragazzo io ci venivo abbastanza spesso e fare qui questa intervista ha un sapore particolare. Non faccio proprio parte ancora, non sono così della Roma fellignana, della dolce vita, però sono contento. Roma, io ho vissuto quasi tutta la mia vita a Roma, tranne una parentesi in California per qualche anno. Ma insomma è la mia città, ci sono nato, l'adoro, mi piace molto girarla di notte quando c'è poca gente e se posso, quando mi capita di lavorare, ad agosto. Agosto sono sì, allora mi godo la Roma che mi piace, quello sì. E ovviamente siamo adesso in un periodo un po' difficile, un po' per tutti. Roma subisce il problema di essere la capitale, quindi è facile puntare il dito, è facile dire colpa, però voglio dire, ovviamente noi abbiamo tutti i limiti anche dei scioperi, dei vari capi di Stato che arrivano, dei funerali di Stato, dei ministeri, voglio dire, 1 milione di persone che affluiscono con tutto l'indotto al centro di Roma. Ovviamente abbiamo tutta una serie di problematiche che ci portiamo dietro. Ciò non toglie che molti problemi potrebbero essere risolti e noi siamo qui fiduciosi che aspettiamo e vediamo che cosa si riuscirà a fare di meglio per questa città eterna. Maestro, io chiudo sempre con una domanda che può sembrare banale, però insomma lei ha già tutto perché insomma un'attività importante e tutto il resto, ma se c'è ancora un sogno nel cassetto da realizzare? Ma non potrebbe essere altrimenti, voglio dire. Sempre, è la risposta che mi piace di più. Sempre, c'è la voglia di scrivere, di fare musica. Io devo dire che dico una cosa, la cosa che mi allontana di più dalle miserie della vita quando uno ha dei pensieri negativi è la musica ed è la cosa che riesce ad isolarmi e a portarmi più lontano e per me è un grande motivo anche di consolazione, una carezza per l'anima. Quindi trovare e ricercare sempre motivazioni nuove attraverso film, attraverso anche musica assoluta che ho scritto, ma progetti di vario tipo, è sempre qualche cosa che spiritualmente mi aiuta e mi appassiona. Quindi spero di non perdere mai la passione e la curiosità, spero di rimanere sempre recettivo e appassionato, curioso. Ecco, questo spero di non perderlo mai. La famiglia? La famiglia è fondamentale, voglio dire, è di supporto a tutto ciò che facciamo per quanto mi riguarda. Riesce a ritagliarsi un po' di tempo? Sì, no, poi noi facciamo con la mia moglie professioni abbastanza vicine, per cui magari ci incrociamo, a volte facciamo lo stesso film o le stesse cose e le figlie seguono da lontano e ci guardano, a volte ci incrociamo. Però insomma devo dire è molto bello avere una famiglia che ti accoglie anche in una mancanza totale di orari e di organizzazione, perché siamo un pochino sempre alla mercé delle produzioni. Come vivono i vostri ragazzi, ragazze? Avere un papà e una mamma tutti e due famosi, tra virgolette. Ma allora è chiaro che non se ne rendono conto, cioè voglio dire, non è la cosa migliore, io credo che loro abbiano delle grandi opportunità, io prego che facciano e che trovino la loro passione.
Io non trova esattamente d'accordo. Non ho mai detto a mia figlia o a Emma di fare il musicista o l'attore o l'attrice, no, per carità, io mi auguro che trovino la passione. Poi le aiuterò a coltivare questo, perché uno dei più grandi regali che si può ricevere nella vita è vivere delle proprie passioni. Viceversa, se uno lavora e va a lavorare facendo una cosa che non gli piace, la vita diventa un pochino più complicata. Quindi io aiuterò a fare questo, ad individuare una loro passione. Questa è un'attenzione che pongo giornalmente, quotidianamente. Questo è importante. Quotidianamente. Sì, insomma, Si ho dovrebbe sempre fare un così. occhio per Si cercare dovrebbe di fare aiutarla così, in sì. questo senso. Questo sì. Perché quando manca poi inizia... Io credo che la famiglia sia, insomma, la base fondamentale per poi... Oggi i valori ce ne sono pochi in giro, bisogna tenerli bene stretti. Grazie maestro. Grazie a voi, grazie a voi. This is the return of the space cowboy into planetary goodbye songs. Say you're the space of Chiba, oh you and I go deeper. Maybe I have to get high to get by. This is the return